Buonasera a tutti, sono Roberta Landri di Union Camere del Veneto. Oggi con grande piacere si svolge il quarto webinar che abbiamo organizzato assieme ai punti di impresa digitale delle Camere di Commercio e in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali Marco Fano, Università di Padova. Tale iniziativa è stata organizzata nell'ambito di una convenzione che Union Camere del Veneto ha siglato con la Regione del Veneto, in particolare con la Direzione Industria, Artigianato e Servizi, e prevede proprio una serie di attività legate a come favorire gli strumenti digitali e l'innovazione digitale come strumento per rafforzare la competitività delle imprese. Dunque nel corso di questi webinar che noi abbiamo trattato, l'ultimo avrà luogo il 5 novembre, cerchiamo di valorizzare quali sono questi strumenti dell'innovazione digitale, in particolare il valore dell'e-commerce, del B2B e della digitalizzazione del prodotto, della manifattura digitale e adattiva, e cercando poi di coinvolgere, come avete visto nei diversi webinar, anche quello di oggi, di coinvolgere persone che hanno beneficiato di questi strumenti, al fine di condividere la buona esperienza e anche le potenzialità che offre l'innovazione digitale. E tale evento poi si ingloba anche in un più grande evento Digital Meet che sta avendo luogo, e dunque siamo perfettamente in linea con quello che sta accadendo anche nel resto del nostro paese. E chiedo gentilmente di ricordare a tutti i partecipanti di darci riscontro anche al questionario di valutazione, perché per noi è molto importante capire se l'organizzazione di questi eventi ha valore aggiunto, se ci sono eventualmente delle cose da migliorare, e poter essere così pronte a dare una risposta a tutti coloro che sono interessati ad approfondimenti. Passo la parola alla professoressa Di Maria, grazie. Buonasera, buonasera a tutti, grazie Roberta, è con piacere che continuiamo questo nostro percorso sui processi di digitalizzazione. Il tema che trattiamo oggi è un tema che abbiamo già riproposto in un altro webinar, perché c'è molta attenzione a maggiore ragione anche a causa del periodo che stiamo vivendo, l'idea di capire come le tecnologie digitali possono aiutare le imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, a raggiungere i propri mercati e cercare di rendere anche più efficace la costruzione di una relazione con il cliente, che diventa sempre più un elemento, diciamo, fondamentale per essere competitivi. A me il compito molto rapidamente di introdurre il tema di oggi. Dopo di me, grazie anche a Marco Bettiolo, il collega Marco Bettiolo, avremo due testimonianze di due prospettive molto diverse ma molto interessanti riguardo al tema dell'e-commerce. Io volevo semplicemente portare qualche dato per contestualizzare il ragionamento che stiamo facendo e capire qual è anche l'urgenza e la possibilità di intervenire. Quando vi volevo portare questo dato di partenza, questa è un'analisi che abbiamo fatto insieme a Marco Bettiolo e colleghi della Venice International University esattamente 20 anni fa, è legato all'osservatorio TEDIS della Venice International University, che già allora cercava di capire, in particolare con un focus sulle piccole e medie imprese, sui distretti del Made in Italy, quali fossero le tecnologie che allora, quindi 20 anni fa, erano in qualche modo a portata di mano delle imprese. Oggi si parla molto di commercio elettronico, allora con un'indagine che facemmo a livello diciamo così italiano, emergeva un grande assente, il commercio elettronico. Rispetto a un investimento molto forte sul sito web, il grande assente, appunto, la tecnologia, la soluzione tecnologica che in qualche modo non passava, non era considerata interessante per le piccole e medie imprese, era proprio quello di cui stiamo parlando oggi. Forse fa un po' sorridere chiedere, come facemmo allora, anche la disponibilità, per esempio, di investimento sull'email, ma insomma gli anni sono passati. Perché ci avevano detto allora le piccole e medie imprese la tecnologia del commercio elettronico era una tecnologia lontana da loro, dal modello di business, dal modo con cui costruivano un rapporto con il mercato? Fondamentalmente non era legato a un problema economico, di carenza di risorse o di quella che oggi sarebbe la cyber security.
ritenevano allora le imprese del Made in Italy che fosse un canale inadeguato. Sono passati 20 anni, sicuramente c'è stato un processo di evoluzione da un punto di vista della tecnologia, abbiamo dedicato un webinar a come le tecnologie digitali, pensiamo a Okido, alla realtà aumentata e virtuale, può aiutare a raccontare diversamente il prodotto, ma diciamo la fotografia di 20 anni fa ci dava un'attenzione, diciamo ci sottolineava come le imprese, in particolare per prodotti anche del Made in Italy che richiedono un racconto, un'esperienza, una dimensione anche culturale del prodotto, oltre che semplicemente funzionale, non si ritrovavano in questa dimensione. Quindi sarà interessante capire oggi in che condizioni e con quali possono essere le opportunità. Se noi andiamo a guardare l'indagine che come laboratorio manifattura digitale abbiamo fatto quando abbiamo iniziato a ragionare su Industrie 4.0 e anche sull'ICT, abbiamo visto con settori fondamentalmente analoghi, che se non possiamo fare un perfetto parallelo statistico, però quello che emerge invece è che circa 15 anni dopo il commercio elettronico invece ha iniziato ad essere una tecnologia rispetto alla quale le imprese hanno investito. Qui vi ho riportato per semplicità tutte le tecnologie che noi abbiamo in qualche modo, siamo andati a esplorare su un campione di imprese del Made in Italy, in particolare del nord Italia, e chiaramente il sito web è interessante, c'è un investimento sui social media, ma anche il commercio elettronico ha percentuali decisamente a 2 cifre rispetto allo 0, che osservavamo 20 anni fa. Se noi andiamo a inquadrare, visto che abbiamo anche Padova Promex oggi, quindi diciamo, la struttura delle camere di commercio che supporta l'internazionalizzazione, il contesto italiano all'interno di un quadro europeo, e quindi prendendo i dati di Eurostat, vediamo che l'Italia in termini di investimento sul fronte dell'e-commerce, quindi in termini di vendite via canale commercio elettronico, non è proprio ai primi posti a livello europeo. Questi sono gli ultimi dati disponibili, quindi 2018. Ho volutamente fatto una fotografia pre-Covid, ma questi sono i dati Eurostat, gli ultimi disponibili, mostra come l'Italia ha in termini di vendite, quindi di commercio elettronico, sia sotto il 15%, una percentuale decisa molto inferiore, almeno di 5 punti rispetto alla media europea che è intorno al 20%, e ci sono alcuni paesi che sono nettamente diciamo più avanti da un punto di vista delle vendite online. Qui lascio perdere la distinzione rispetto alle tipologie. È interessante, magari sarà utile eventualmente fare un ragionamento, in particolare penso l'esperienza di Calzedonia, ma abbiamo qui anche Flublo anche per questo, vedere quali sono le alternative da un punto di vista delle soluzioni di commercio elettronico, nel senso che l'impresa può scegliere naturalmente di investire con un proprio sito proprietario, ma ha anche la possibilità di accedere, di utilizzare il canale digitale come strumento di vendita attraverso il marketplace, attraverso quindi degli intermediari commerciali che fanno di mestiere proprio la distribuzione anche online. Quello che emerge è che in questo caso, però qui forse non vi ho messo la freccia, ma l'Italia è a sinistra, cioè rispetto a un ordine in cui l'Italia è il fanalino di coda da un punto di vista del commercio elettronico, se noi prendiamo i dati totali, chiaramente l'investimento è più basso, però è interessante vedere che il mix tra sito proprietario, che è la colonna arancione, e quella blu, quindi legata ai marketplace, è particolarmente alta da un punto di vista del dato, se comparato a livello europeo. Per l'Italia, appunto in un contesto di piccole e medie imprese, molte imprese scelgono non solo, almeno questo sembrano dirci i primi dati, il canale, diciamo così, dell'investimento sul proprio sito, perché questo può richiedere una serie di competenze, di integrazione, penso lo diranno poi i nostri ospiti, con processi interni, c'è un problema di gestione della logistica, eccetera, rispetto invece al marketplace, quindi alla possibilità di correre a operatori terzi come supporto, quindi una logica di piccole e medie imprese. Questo è un dato interessante, quindi i dati che sono qui evidenziati sono in ordine decrescente per colonna blu, quindi per marketplace. L'ultimo dato che vi porto, vado verso le conclusioni di questa prima parte, è che un altro dato che ci riporta, secondo me interessante, l'Eurostat, è la lettura rispetto ai mercati di destinazione. Quello che è interessante vedere che è chiaro che la percentuale di e-commerce varia tra i paesi, ma il commercio elettronico non viene utilizzato solo come strumento di vendita a livello di mercato domestico, ma diventa anche un canale,
forse un po' superfluo dirlo, però è interessante vederlo in termini di dati a livello europeo, per accedere ai mercati internazionali. Quindi il commercio elettronico, la possibilità di avere via marketplace oppure attraverso il proprio sito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, un canale che in qualche modo da un lato comunica al mercato i propri prodotti, la propria offerta, ma consente all'impresa di raggiungere mercati anche molto lontani. Quindi questo è un tema, sarà interessante capire poi anche nella declinazione dei due casi, delle due testimonianze, come questa dimensione di supporto all'internazionalizzazione può essere eventualmente ulteriormente toccata. L'ultimo punto riguarda invece il titolo di oggi, no? Quindi misurare l'e-commerce. Abbiamo visto che le imprese hanno iniziato ad investire, c'è un'attenzione tra il sito proprietario e la possibilità di utilizzare anche marketplace. C'è un altro tema che qui in realtà semplicemente menziono, che riguarda le metriche da utilizzare. Qui diciamo così, gli indicatori sono diversi, non voglio entrare diciamo troppo nel dettaglio, vi farò semplicemente così una carrellata anche un po' colorata per le immagini che ho trovato di quelli che si chiamano i KPI, no? I Key Performance Indicator, forse appunto Filo Blu piuttosto che Calzedonia poi avranno dati concreti. L'idea di capire che il commercio elettronico significa investimento da un punto di vista tecnologico, ma significa andare a ragionare anche su quelli che possono essere gli indicatori che misurano il livello di successo, di efficacia di queste iniziative e riuscire a capire in che modo poi l'impresa può non soltanto misurare in termini di vendita, ma anche per esempio in termini di capacità di convertire attraverso le proprie attività di comunicazione i propri potenziali compratori, quindi in termini di conversion rate dal sito diciamo in acquisti. C'è poi tutto un tema che riguarda l'efficacia, quanto il sito, l'e-commerce è in grado di trasformare la potenzialità di vendita in vendite reali anche all'interno di una gestione di processo, e su questo i nostri ospiti sono assolutamente eccellenti nel raccontarci sicuramente questi aspetti, nel trasformare anche un'esperienza di acquisto che renda effettivamente valida, no, il processo, quindi non semplicemente avere un bel sito, ma portare poi il consumatore verso, pensiamo al B2C, verso l'acquisto vero e proprio, quindi non si perda nell'abbandonare poi, nel lasciare il carrello prima di fare l'acquisto, solo per dare un esempio. C'è poi un altro tema che riguarda la gestione anche nel tempo del cliente, quindi in qualche modo riuscire a catturare, a convertire, ma riuscire ad allungare nel tempo, far sì che il consumatore ritorni e quindi capire in che modo anche la soluzione tecnologica genera una serie di dati anche che possono rendere più leggibile le strategie di marketing, per valutare poi l'ultimo aspetto, che è la capacità anche di avere un ritorno positivo da un punto di vista delle valutazioni, qui un'ottica di advocacy si direbbe, quindi di riconoscibilità poi rispetto a quelle che sono iniziative più generali della marca. Io mi fermerei qui, ho cercato di introdurre alcuni elementi, credo che poi possano essere ripresi, mi auguro, con diversi livelli di dettaglio poi negli interventi che mi seguiranno. Grazie. Grazie Eleonora, credo che tu abbia toccato già dei punti davvero importanti. Io lo dico a beneficio di tutti, noi eravamo alle elementari quando facevamo quella ricerca negli anni 2000 e no, a parte gli scherzi, insomma è stato bello rivedere questa slide e soprattutto le motivazioni che venivano date della non ricorrere già nel 2000 all'e-commerce sulla motivazione che il canale non era adeguato. Ovviamente molto, molto è cambiato da quell'anno e oggi forse c'è una nuova consapevolezza, anche forzosa, anche legata insomma alle trasformazioni del Covid. Allora, oggi ho il piacere di moderare questa tavola rotonda con due ospiti di grande rilievo, Matteo Moloni, che è responsabile e-commerce del gruppo Calzedonia, e che ha maturato un'esperienza molto importante da questo punto di vista nel lavorare all'interno di un'azienda con una catena distributiva molto molto importante e capillare. Come l'e-commerce si inserisce in questo processo, una cosa sicuramente non facile. E il secondo ospite, purtroppo non c'è Cristiano Ucibella che ha avuto un impegno dell'ultimo momento, ma c'è Francesco Baruzza, che è Head of Operations di Filo Blu. Filo Blu è una delle realtà
specializzate nel mondo dell'e-commerce, ma direi diciamo nella trasformazione digitale tout court, una delle più importanti che abbiamo a livello nazionale e anche internazionale. Comincerei, e poi scusate, alla fine dei due interventi ci sarà un intervento di chiusura di Franco Conzatto, che è direttore di Promex, che è l'azienda speciale della Camera di Commercio di Padova. Allora, io comincerei con Matteo Molonna e lascerei un po' la parola a lui. Allora, quando abbiamo preparato questo incontro abbiamo un po' giocato sul tuo titolo, nel senso che in realtà diciamo, io per semplificare ho utilizzato responsabile e-commerce, ma in realtà il tuo titolo è molto più lungo, molto più complesso, forse anche è un segnale oggi di che cosa significa fare e-commerce anche in un gruppo come Calzedonia. Allora, chiederei a te di un po' di raccontarci che cosa significa portare questi nuovi processi, questo nuovo modo di pensare anche il rapporto con il consumatore finale in un'azienda che ha una sua struttura molto importante a livello nazionale e internazionale. Matteo. Ti ringrazio per l'invito, Marco, e ti ringrazio anche per l'assist in piena metafora calcistica, nel senso che parto dalla fine per poi magari ricostruire il principio di dove siamo arrivati. Effettivamente il titolo è cambiato, non è più semplicemente responsabile e-commerce, resta l'aspetto e-commerce, ovviamente essendo fondamentale la parte transazionale, ma da almeno un paio d'anni stiamo cercando di valorizzare sempre di più l'aspetto invece di omnicanalità, che è un punto che è stato toccato nell'introduzione, avendo un footprint, una presenza sul territorio di ormai quasi 5.000 punti vendita in 55 diverse nazioni. Per noi rappresenta diciamo una sfida di prima grandezza il superare il concetto di canale. Vedevo prima nella presentazione di Eleonora quanto fosse 20 anni fa, quando io ero all'università ad assistere ai corsi, il ritenuto inadeguato il canale e-commerce. È un qualcosa che durante la mia carriera, ormai mi occupo da 15 anni esattamente di e-commerce, ho avuto occasione, è un qualcosa su cui ho avuto occasione di confrontarmi spesse volte. Il fatto oggi appunto noi tendiamo a dare l'accento in maniera particolare all'aspetto di omnicanalità proprio per superare la visione di canale. Se io mi concentro sull'esistenza di un canale online che serve il consumatore attraverso un sito web e mi concentro invece su un canale fisico, un canale, il cosiddetto vecchio retail, che invece serve il cliente da un altro punto di vista, ovviamente accento una separazione, una divisione e mi focalizzo su quello che ci rende differenti. Il passo che noi stiamo cercando di fare da qualche tempo, in realtà fin dall'inizio, fin dal mio arrivo 10 anni fa in azienda, e che comunque stiamo portando a compimento, è quello appunto di focalizzarci invece su chi si trova al di là dei canali, che è appunto il consumatore. Perciò superare un approccio di divisione per canale e invece andare a vedere il nostro consumatore, proprio per cercare di intrattenere con lui un rapporto differente e più esaustivo sostanzialmente. Perciò il titolo recentemente, un paio d'anni fa, è cambiato in Omnichannel Customer Experience and e-commerce. Perciò manteniamo questa connotazione transazionale, però ci focalizziamo su quella che è la customer experience, perciò il viaggio del cliente all'interno dei nostri touch point. Quello che ci vogliamo, quello che cerchiamo di perseguire è dare al cliente il migliore dei servizi possibili, qualunque sia il punto di contatto, che può essere in uno dei nostri negozi diretti, un negozio in franchising, piuttosto che nei nostri siti. Due parole sul gruppo. Il gruppo appunto siamo presenti su una cinquantina di nazioni, 5.000 punti vendita. Ovviamente il primo brand, che è quello che dà il nome anche al gruppo, è Calzedonia, ma nel 96 è stato introdotto Intimissimi, più recentemente Tezenis, Intimissimi Tezenis, Falconeri, la prima acquisizione, Atelier Me, e più recentemente un'avventura anche nel mondo della ristorazione e della distribuzione del vino con Signor Vino, giusto per dare rotondità e non farci mancare nulla. E tra l'altro anche Signor Vino è l'ultimo sito che abbiamo portato online proprio in pieno periodo Covid, con la vendita e la distribuzione del vino.
Parto appunto dal momento, dal periodo storico, per certi versi, per molti versi, terribile, però straordinario per chi si occupa di e-commerce, nel senso che quello che noi abbiamo notato, quello che vediamo dal punto di vista di come si muovono i numeri, è un'accelerazione straordinaria di tutti i processi, sia relativi all'e-commerce, ma più in generale rispetto alla digitalizzazione. Perciò lo scoprire anche in nazioni che storicamente, come l'Italia, la Spagna, il Portogallo, vivevano diciamo un paio di passi indietro l'introduzione dell'e-commerce, la Non penetrazione so se sono solo dell'e-commerce. io, ok. Ok, Mi sentite? Mi adesso sì, sentite? c'è stato un momento in cui è saltato Matteo, quindi ok. Ok, adesso se mi sentite. Sì, sì. Perciò raccontavo di questa accelerazione che abbiamo notato soprattutto durante le fasi di lockdown, che poi è stato il lockdown completo in Italia, ma che in realtà in altre nazioni non si è mai o non ancora perpetrato nella stessa identica maniera. Perciò dei lockdown un po' più soft, però su tutti i mercati. Sto parlando di uno spettro che parte dagli Stati Uniti e arriva fino al Giappone. Abbiamo notato la stessa accelerazione e la stessa proliferazione e la crescita del nostro canale digitale, il nostro canale online. Noi nel 2011 abbiamo fatto una scelta che ci connota ancora oggi, una scelta a quel tempo un po' in controcorrente, di internalizzare completamente la funzione e-commerce. Perciò abbiamo investito su una gestione che fosse centralizzata del canale, arrivando a internalizzare tutte quelle che sono le funzioni che io chiamo le funzioni di operation, che danno le condizioni igieniche per cui un'attività di e-commerce possa portarsi a compimento, dalla internalizzazione della logistica, del customer service e più recentemente dell'aspetto di tecnologia. Perciò siamo partiti appunto, ricordo al tempo, con l'introduzione giusto questa è una cosa simpatica che cito spesso, avevamo così voglia di partire, di mordere il freno, che il primo sito è stato intimissimo.com, che abbiamo rilasciato su 3 nazioni, in test. 3 nazioni erano Italia, Austria e UK, il 23 dicembre del 2011. Di solito nel mondo IT, Francesco probabilmente lo confermerà, non si tende mai a lanciare nulla nella seconda parte della settimana, proprio perché i progetti IT necessitano poi di essere monitorati, e avere durante il weekend qualcosa che non funziona non è mai ottimale. Il fatto di lanciarlo l'antivigilia di Natale fa capire quanto comunque già nel 2011 ci trovassimo con l'esigenza di effettivamente scalare le marce e cercare di portare a termine questo tipo di sviluppo. Da allora, perciò, un brand, 3 nazioni, siamo arrivati a portare tutti i 6 brand del gruppo online, e oggi serviamo 25 country che diventeranno 30 entro fine mese, perciò ancora meno rispetto a quelle che serviamo con il fisico, comunque con comunque un'impronta molto molto importante. Uno dei temi che ricordavo appunto prima è stato il momento eccezionale che abbiamo vissuto nel momento in cui appunto a inizio marzo abbiamo dovuto reinventarci un nuovo modo di lavorare, e con dei risultati che incrementavano in maniera incredibile, e allo stesso tempo però la necessità di lavorare con quello che è stato ribattezzato smart working, ma che di smart aveva assolutamente poco, perché poi il fatto di lavorare separati era più un lavoro in remoto, senza possibilità di tornare in ufficio, ha fatto sì che appunto dovessimo reinventare il nostro modo di collaborare e di lavorare agilmente con colleghi, sia all'interno dell'ufficio sia fuori. È stata una prova incredibile, una prova che abbiamo superato anche per quelli che, ritengo, anche per quelli che fino allora sono stati gli investimenti che abbiamo fatto dal punto di vista di investire in strumenti di collaborazione e di collaborazione a distanza. Perciò nel momento in cui abbiamo ricevuto diciamo, il diktat di iniziare a lavorare immediatamente da casa, credo che abbiamo perso semplicemente mezza giornata in termini di produttività, e fin dal giorno dopo, fin dal pomeriggio successivo, siamo riusciti a dare all'azienda il servizio di cui necessitava.
Abbiamo visto anche dal punto di vista del cambiamento, raccontavo prima di come nazioni che storicamente vedevano una scarsa incidenza dell'online come peso sul fatturato, Italia in primis, abbiamo visto come durante il lockdown e con una crescita che resta ancora costante, questa incidenza sia aumentata in maniera esponenziale. Quello che abbiamo notato è che anche dal punto di vista della fasce sociodemografiche si è verificato un fenomeno estremamente curioso dal nostro punto di vista, in cui i consumi si sono assolutamente polarizzati, perciò a fronte di una crescita assolutamente costante, a tripla, addirittura in alcuni periodi quadrupla cifra rispetto ai numeri che facevamo l'anno scorso sul mercato per esempio italiano, le fasce d'età che sono cresciute in maniera particolare sono i 18-25, perciò i giovanissimi sostanzialmente, e gli over 55. Perciò su brand come ad esempio mi viene in mente Falconeri, noi abbiamo notato un quarto dei clienti, un 18% dei clienti, un quinto, che fino a quel momento rispetto ai nostri dati, i dati in possesso del nostro CRM, avevano acquistato esclusivamente offline, perciò nei nostri negozi fisici, e che hanno acquistato per la prima volta online proprio durante il periodo del lockdown. E questi clienti ora continuano ad acquistare la cosa positiva, adesso che abbiamo riaperto i negozi, su entrambi i canali. Perciò il fatto di essere riusciti ad offrire un servizio e mantenere una relazione con il nostro consumatore anche in un periodo estremamente buio come quello del lockdown, per noi rappresenta sicuramente una soddisfazione dal punto di vista numerico, dal punto di vista del fatturato generato, ma anche, e direi per certi versi soprattutto dal punto di vista della relazione che siamo riusciti a instaurare con loro. Rispetto infatti un po' all'analisi che mostrava nel 2000 la dottoressa Di Maria, e che per certi versi in alcuni mercati, penso al mondo del vino, può essere assolutamente attualizzata, perciò se andiamo in Valpolicella e chiediamo alle cantine cosa ne pensano dell'e-commerce, probabilmente troveremo dei commenti molto simili rispetto al fatto di ma no, il vino bisogna assaporarlo, bisogna gustarlo, e che è cosa assolutamente vera per chi ha conoscenza e competenza e vive questo mondo, ma per chi non ha altra possibilità, non ha una cantina a 20 km di distanza da casa e vuole comunque poter usufruire di questa esperienza, sicuramente il mezzo online rappresenta un buon traghetto, un buon ponte. Il Matteo, tutto, come dicevo... scusi se ti Perdone. interrompo, c'è una domanda Vabbè. che penso mi sembra ficcante in questo momento, di Francesca, che dice se c'è una correlazione tra il tipo di vendite e la tipologia dei prodotti dell'offline rispetto all'online, forse in parte l'hai già detto, e qual è la media, il medio dello scontrino, diciamo, online rispetto a quello offline. Allora, parto dall'ultimo che mi è più facile. L'ordine medio è più alto online, ma è frutto della presenza di semplicemente le spese di spedizione, che sono gratuite solo a partire da un certo livello, e dal fatto che comunque l'acquisto online molte volte è un acquisto molto più ragionato, un acquisto in cui mediamente un nostro cliente spende sui nostri siti 25 minuti prima di procedere con un ordine, perciò è un tempo medio molto superiore, più o meno doppio rispetto a quello che si verifica in negozio. E così lo scontrino è più o meno un 70-80% in più elevato online rispetto a quello che abbiamo sui nostri punti vendita. Dal punto di vista della merceologia, parlavo prima di omnicanalità. Per noi omnicanalità in primis, fin dal 2011, è stata allineamento in termini di prezzo, promozioni e assortimento, perciò online non si troveranno mai dei prodotti che non sono presenti sui nostri punti vendita o con un prezzo diverso o promozionati in maniera differente, proprio perché crediamo molto all'e-commerce inteso come servizio. Deve essere il cliente che ci sceglie, andando così a attenuare, mitigare, se non proprio a demolire quello che è sempre in agguato, che è il potenziale conflitto di canale, no? Ritornando al tema di prima. Dal punto di vista della merceologia, vendiamo dal punto di vista dell'assortimento lo stesso prodotto. Vero è che per esempio online riusciamo a vendere di più i prodotti di moda, che spingiamo in maniera, diciamo, riusciamo a proporre in maniera differente, più spinta rispetto ad altri tipi di merceologie.
una nota di colore è rappresentata appunto dal recente periodo del lockdown, in cui in realtà abbiamo visto un balzo in avanti incredibile di tutto quello che è il loungewear, perciò i prodotti che si indossano a casa quando perciò pigiameria e quant'altro, esattamente, intimissimi. Sì, leggevo che tra l'altro proprio i pantaloni della tuta rappresentano probabilmente il best seller cross sito e marketplace. Intimissimi, e in effetti cross nazione il brand che ha fatto i numeri più interessanti da questo punto di vista, proprio perché come tipologia di prodotto era quello che probabilmente si adattava meglio a questo tipo di momento storico. Volevo farti una domanda su quelle che sono le aspettative anche future, perché appunto il Covid, come tu hai spiegato molto bene, è entrato in un particolare momento, ha portato, diciamo, dei cambiamenti profondi. Adesso in parte la situazione, adesso si è in parte normalizzata, una parola forte, ma insomma c'è un nuovo modo di fare. Che cosa vi aspettate, che cosa pensate che accadrà e come vi state muovendo anche come gruppo, perché avete insomma... siete un gruppo molto importante da questo punto di Guarda, vista. mi hanno appena comunicato, prima di collegarmi, che chiudiamo i negozi in Repubblica Ceca, perciò probabilmente non siamo ancora riusciti a mettere fuori No, la testa. li chiudete per il lockdown, immagino. Li chiudiamo per il Sì. lockdown, perciò diciamo probabilmente quello che è successo in Italia si replicherà in altre nazioni. Torno a quello che dicevo un po' prima, pensiamo che sia il momento più importante per riuscire a scaricare a terra quanti più progetti possibili dal punto di vista dell'omnicanalità a servizio sia dei nostri punti vendita, per dare valore all'esperienza del cliente che si presenta sul punto vendita e dell'online. Perciò da un paio d'anni, come dicevo, noi fin dal 2013 abbiamo introdotto tutta una serie di quella che io chiamo la prima ondata di omnicanalità, l'omnicanalità passiva, partendo come punto di vista quella del punto vendita, l'omnicanalità che sceglieva il cliente. Perciò abbiamo introdotto il cosiddetto click and collect, perciò la possibilità del cliente di acquistare online e andare a ritirare sul punto vendita, il reso online, la possibilità di registrarsi alla nostra loyalty a partire dal 2016 e accumulare punti sui due canali, gift card e electronic gift card, e sostanzialmente queste sono, diciamo, le funzionalità che abbiamo poi spalmato dal 2013 fino al 2018, quando invece, del 2019, quando abbiamo introdotto invece una nuova wave di omnicanalità che riporta al centro il negozio con due modalità. Da una parte con quello che noi chiamiamo l'O2O, perciò l'offline to online, la possibilità dal punto vendita di ordinare prodotti non presenti fisicamente all'interno del punto vendita. Oggi siamo attivi in sei nazioni europee con questo tipo di iniziativa, l'Italia compresa, e abbiamo dei tassi di penetrazione che in alcuni negozi arrivano al 10%, cioè significa che il negozio riesce a, anche se disassortito o non assortito perfettamente, a soddisfare il cliente e a spedire il prodotto direttamente in negozio in maniera tale che il cliente passi a ritirarlo piuttosto che spedirglielo al proprio domicilio. E in momenti come quelli particolari che stiamo vivendo, la possibilità di come posso dire, di diminuire i momenti di contatto, le uscite, e il poter avere questo servizio anche direttamente sollecitato dal punto vendita, garantisco che è estremamente apprezzato da parte della nostra clientela, e va in ottica di appunto far percepire anche alla nostra forza vendita, chi sta poi sul territorio, far percepire l'e-commerce e i servizi digitali come un effettivo valore aggiunto, come un servizio, e non, di nuovo, mi ricollego a quello che dicevo prima, un competitor. L'idea è di rafforzare molto questo tipo di iniziative. Abbiamo appena introdotto in Italia per Intimissimi, tra breve lo sarà anche per gli altri brand, una funzionalità di reso semplificato, perciò qualunque sia il punto vendita in cui il cliente ha acquistato, ha fino a 30 giorni di tempo, sia che abbia acquistato online sia su un punto vendita, per restituire in ognuno dei nostri punti vendita, ricevendo poi del cashback rispetto all'acquisto. Il passaggio successivo sarà quello di sfruttare il prodotto fisicamente presente, dislocato all'interno dei nostri punti vendita, per effettuare il fulfillment, perciò l'evasione degli ordini provenienti dall'online, di nuovo con l'idea di
ottimizzare e razionalizzare quello che è lo stock presente all'interno dei nostri punti vendita. Quindi diciamo è un e-commerce che è molto interconnesso con i processi, no, dell'azienda, con i Assolutamente processi sì. distributivi, con il canale di vendita, quindi diciamo che vendere online sì è facile, ma in realtà è tutto quello che viene dopo che è complicato. E voglio dire, Matteo, questa tua affermazione finale secondo me è un ottimo assist, a proposito di assist che prima dicevi tu per Francesco Varuzza, che appunto ha come titolo professionale appunto Head of Operations, che è proprio questo, cioè le attività che stanno dietro, che non si vedono, ma che sono fondamentali e che sono anche molto complesse, molto articolate e che richiedono appunto una grande capacità organizzativa. E quindi lascerei la parola a lui e a Filoblu per raccontarci appunto da quella che è una società di consulenza che aiuta le imprese ad affrontare queste sfide che insomma Matteo non ci ha espresso molto chiaramente, e di raccontarci appunto che cosa c'è al di là dello specchio, ecco, mettiamola così. Francesco, a te. Grazie intanto e buonasera a tutti. Assolutamente colgo l'assist, poi adesso condividerò una presentazione che userò come supporto. Sicuramente la sfida del digital commerce, preferisco questo termine, è sicuramente una sfida complessa da certi punti di vista, ma che comunque sta aprendo una serie di opportunità che, come abbiamo sentito anche da Matteo, sono state in qualche modo amplificate al periodo del Covid. Provo a condividervi appunto una presentazione di supporto. Partirò con un video da questo punto di vista, sperando che in qualche modo la connettività ce lo consenta. Ok. Ti vediamo perfettamente. Perfetto, benissimo. Proviamo a verificare se la connettività mi consentirà l'utilizzo del video, se no passerò a delle spiegazioni un pochettino più... In these years we have changed, we have evolved. Together we have become bigger. Our DNA is the perfect mix of what we are today. Now we want to share it with you. Okay. Allora, spero che siete riusciti a cogliere quantomeno le parole chiavi. Riassumendo un po' la motivazione di questo video, ci siamo interrogati. Filoblu esiste da 10 anni, ha avuto un percorso che non vi racconterò, che magari avremo modo di affrontare in altre occasioni di confronto. Ci siamo confrontati sul quali erano gli elementi principali con cui affrontare questo periodo di transizione, che cosa sarebbe servito anche per l'evoluzione futura. Su questo abbiamo elaborato delle parole chiavi e degli elementi caratteristici e necessari, se non smuovendolo un po' utili a quello che è il processo di cambiamento. Da qui tutta una serie di keyword che avete visto, qualcuna di queste la riprenderò all'interno della presentazione, e ci è sembrato veramente istantaneo nella trasmissione del concetto basarci su un concetto del cocktail,
per cui siamo andati fisicamente, realmente, ad elaborare un cocktail che rappresentasse Filo Blu e che quindi rappresentasse un mix di componenti, di elementi essenziali all'interno della conduzione di un digital business. Componenti di cui noi come partner, ma in realtà l'azienda stessa è partecipe e che in un modo o nell'altro deve andare a sviluppare al suo interno o acquisire attraverso partner anche temporanei che l'aiutino in questo processo evolutivo. Da che cosa parte questo processo evolutivo? Stiamo parlando di vendite, il focus principale è quello del digital commerce, in modo tale da estendere anche, come diceva Matteo, la parola e-commerce a un mondo digitalizzato. Il tutto parte da una considerazione sull'interazione con il consumatore. Fino a qualche anno fa, ormai parecchi anni fa, eravamo abituati a un canale di comunicazione con il consumatore tendenzialmente univoco, parlavamo del fisico, a delle tempistiche in qualche modo anche dilatate, perché il punto di contatto con il nostro target era periodico, magari con una frequenza molto diradata, e molto spesso a delle distanze elevate tra la persona, tra il nostro consumatore e quello che il brand rappresentava. L'Italia è tutt'oggi piena, al di là del fatto che Matteo ci ha rappresentato un'azienda completamente diversa, però l'Italia è ancora piena di aziende che lavorano, permettetemi il termine, a livello wholesale, cioè vendono a loro volta dei venditori e dei distributori, comunque sono abituate come DNA a un contatto molto lontano con quello che è il proprio target finale, il consumatore finale. Abbiamo assistito oggi, e accelerato anche dal periodo del Covid, maggiormente dal periodo del Covid, a un aumento dei contatti. Sono aumentati i canali, sono aumentate la frequenza di interazione. Oramai portiamo con noi un dispositivo che è il nostro cellulare, che ci rende anche troppo connessi e anche troppo soggetti a segnalazioni dell'esterno. Questo tipo di interazione andrà sicuramente ad aumentare nel prossimo futuro e poi nei prossimi anni. Per cui alto livello di interazione, quello che si chiamava, tuttora si chiama touch point, che si chiamano touch point, customer journey, quindi esperienza del nostro consumatore finale con il brand diventerà sempre più ricco, sempre più frequente, e maggiore vicinanza attraverso questi canali del brand al cliente e maggior velocità di risposta da un punto di vista di iterazione, ma anche da un punto di vista di tempo di reazione necessario all'interno del mercato. Come cambia, andando anche a vedere dei primi numeri, parlavamo di KPI e di numeriche all'inizio di questo incontro, per cui andiamo a vedere anche qualche numero. In particolare ci siamo concentrati in questa slide su quello che è la distribuzione di un fatturato ipotetico del business e come sta evolvendo all'interno dei diversi canali. Riprendendo spunto dalla presentazione di Matteo, io ho utilizzato un concetto di digital business, lui ha parlato di multicanalità o di omnicanalità, anche questi termini si stanno evolvendo. Il mercato non è più il mercato del canale fisico, non è più il mercato dell'offline, originariamente questo rappresentava tendenzialmente l'80-90% del mercato. E se parliamo di puro sito di e-commerce, probabilmente vediamo ancora relegato al canale digitale il rimanente 10%. A livello di organizzazione dell'azienda, perché è qui poi che vorrei portarvi sulle prossime slide, l'azienda normalmente era organizzata a silos, cioè c'era una parte produttiva, una parte relativa al sales, molto spesso divisa per quanto riguarda chi all'interno delle vendite aveva a che fare con il canale di altri negozi o di distributori o cosa, da chi gestiva magari già una catena di negozi di proprietà, una catena retail.
Da qui si è andati verso una trasformazione a un modello tradizionale che comporta però una prima digitalizzazione. Quindi l'allargamento dei canali visti, per cui oltre a quelli che sono i marketplace che già potevano essere presenti e gli e-tailer, si è andato ad aggiungere quantomeno anche il B2B online. Noi continuiamo a ragionare nell'ambito del e-commerce, torno al termine restrittivo, vedendo in primis il canale B2C. In realtà ci si sta già evolvendo verso un approccio B2B completamente portato online nel nostro settore principale, che è quello del fashion luxury. Durante il periodo del Covid la chiamata più frequente da parte di clienti, azienda o di prospect era benissimo, io non ho più i cinesi che arrivano a Milano per farmi gli acquisti. Cosa faccio? Come reagisco? Questa era proprio la chiamata. In realtà, al di là dell'accelerazione Covid, questo era un fenomeno già presente. La necessità oramai per le aziende di approcciare anche il canale B2B a livello di online. Perché dietro gli acquisti, anche fatti a livello di aziende, ci sono comunque persone. Queste persone sono abituate ad acquistare guardando il prodotto sul cellulare, sono abituati ad avere un'esperienza di acquisto collegata allo store online, in cui vedono magari 10 foto del prodotto, piuttosto che vedono una descrizione emozionale che gli fa capire qual è il reale valore del prodotto stesso. Per cui evoluzione è un modello tradizionale, però digitalizzato, che va a questo punto a vedere una percentuale di più ampia, insomma di un 25-30% collegato al canale digitale. Da qui organizzazione che deve essere per canali e un inizio di mentalità effettivamente digitale, un'attiva digitale. Lo spostamento futuro è veramente mirato a un'omnicanalità diffusa, a un considerare ogni possibile tipologia di business all'interno dell'esperienza che il brand deve dare al cliente, sia che si tratti di un cliente B2C, un consumatore finale, sia che si tratti di un canale B2B. Questo da molti punti di vista, necessario da molti punti di vista. L'esperienza deve essere la stessa, perché in qualche modo stiamo veicolando il brand prima di tutto. Per cui, indipendentemente dal fatto che sia un terzista a vendere il prodotto, il cliente percepirà sempre il brand. Per cui stessa esperienza, monitoraggio di cosa avviene all'interno di tutti i canali e possibilità di predisporre l'azienda a reazioni veloci che supportino questi canali, sia gestiti direttamente, sia in qualche caso gestiti in maniera indiretta. Per cui organizzazione basata sul customer, B2B, B2C non importa, basata sul customer, cultura digitale, per cui apertura, mi permetto di inserire questo termine, al cambiamento, al change, da qui poi il change management, e cultura aziendale che si basi sul dato, sull'analisi dei dati. L'approccio digitale, qualsiasi sia il canale interessato, porta con sé la possibilità di analizzare dati in maniera millimetrica, di capire assolutamente le motivazioni di un andamento. Francesco, volevo farti una domanda che si riconnette alle cose che ci aveva presentato sia Eleonora all'inizio, sia che ha ribadito anche Matteo, e che anche tu pochi istanti fa hai sottolineato il fatto che molte aziende, diciamo, nel momento della difficoltà del Covid, vi hanno chiamato, soprattutto anche nel mondo B2B, perché, diciamo, prima erano abituati a veicolare una serie di contenuti anche culturali legati al prodotto. Insomma, facciamo riferimento al sistema Italia, che è molto legato a questo aspetto, che normalmente passavano, diciamo così, attraverso un canale molto fisico, no? L'interazione, la fiera, l'incontro, la cena fuori, ti porto, no, a vedere l'opera, insomma diciamo, un insieme piuttosto articolato, no? di punti di contatto, tutto molto fisico. Oggi questo di fatto è negato per le ragioni che sappiamo. Ecco, come tradurre attraverso il digitale o far veicolare, appunto noi parliamo di dimensione del brand, della marca,
ma qui c'è anche una dimensione anche culturale legata al prodotto, la qualità, la percezione, insomma anche di quello che ci sta dietro, no? Il grande lavoro anche artigianale, no? Ecco, come riuscire a raccontare questa complessità attraverso appunto i canali digitali che, tornando appunto con la prima slide di Eleonora, per molti è un canale inadeguato, no? O apparentemente inadeguato per raccontare questa complessità. Guarda, è un mix, ti do qualche spunto, è un mix rispetto alla digitalizzazione di alcuni concetti, di alcune cose che venivano già messe in campo dai brand, più alcuni elementi nuovi e innovativi. Ti do qualche spunto e qualche suggerimento. Innanzitutto il supporto da un punto di vista di contenuti. Il fatto che il brand in qualche modo abbia dovuto, nei casi che abbiamo visto in questi mesi, fermarsi un secondo, ripensare, anzi non è giusto ripensare, ma rimettere a fuoco il proprio DNA, capire quale effettivamente era il valore, la mission, la vision reali e quello che poteva essere il loro valore aggiunto, e che si sia trovato a trasformare anche in un'ottica, permettetemi i paroloni, introspettiva, questo in contenuto da fruire, banalizzandolo, piattaforme in cui il brand raccontava se stesso a tutti i livelli, ancora di più rispetto a quello che stava facendo precedentemente. E poi affiancato dalla trasformazione di alcuni meccanismi. Facevo prima l'esempio dell'ambito moda e del buying, cioè i grandi saloni a Milano durante i periodi di fiera in cui i buyer andavano e guardavano il prodotto. In questo caso una trasposizione per cui la possibilità di organizzare delle call con questi clienti, naturalmente programmate, con tutta una serie di elementi che la preparano, in cui si porta il buyer magari cinese realmente in showroom, per cui realmente c'è la modella presente, realmente è possibile trasmettere, zoomare, far vedere il prodotto ai massimi livelli, il tutto preparato da una piattaforma che è disponibile a quel cliente anche nel periodo precedente, per cui in realtà il buyer arriva a questo incontro dopo aver visto tutta una serie di contenuti prodotti per la collezione specifica, con una serie di focus, di domande, e quindi concentra quello che è il suo interesse nel momento in cui c'è questa call. 2 spunti su questo e poi vado avanti per non abusare del vostro tempo. 2 spunti. Uno riguardo, torno ai dati. Il periodo di preparazione precedente è un periodo in cui il buyer cinese magari ha utilizzato la piattaforma, il suo comportamento sulla piattaforma è tracciato, misurabile ed analizzabile, per cui anche l'agente che si trova poi a fare il secondo momento, indipendentemente dal fatto che questo buyer l'abbia già sollecitato su alcuni prodotti specifici, sa benissimo cosa ha visto, dove ha perso tempo, cosa hanno visto altre realtà del suo stesso settore o della sua stessa nazione e quant'altro. Questo è il primo spunto. Quindi i dati, data-driven company. E la seconda cosa è la parte relativa alla trasposizione del mondo B2C. Questa tipologia di esperimenti, mi permetto di chiamarli esperimenti, ma in realtà sono strumenti e di approcci, sono stati realizzati anche in un ambito B2C, prima sperimentati ma poi in realtà messi in opera. Purtroppo le situazioni che abbiamo sentito, dobbiamo chiudere i negozi in Cechia, sono situazioni che ci siamo trovati ad affrontare con i brand che seguiamo anche negli scorsi mesi per l'Italia e per altri mercati. La risposta del brand, anzi la domanda del brand è stata: io ho 50 commessi a casa, cosa faccio? Quella che è stata uno spunto, una risposta che poi è diventata realmente progettuale e su cui abbiamo avuto buoni risultati è: benissimo, hai lavorato più o meno bene in questi anni, hai raccolto tutta una serie di nominativi, di profilati rispetto a clienti e quant'altro, proviamo a contattarli.
proviamo a vedere se hanno un quarto d'ora in cui possiamo far dialogare un tuo commesso con il cliente specifico, che tu in realtà avevi già in quel caso lì targetizzato, o che comunque hai acquisito come nuova possibile cliente. Non vi nascondo, poi non ho preparato i dati riguardo a questo esempio, però potete immaginare che il tasso di conversione KPI che abbiamo visto nelle slide iniziali di questo tipo di iniziative è elevatissimo. Io ho comunque un incontro one-to-one con la persona e riesco a dedicarmi a lei si sente valorizzata in maniera molto elevata dal divano e la conversione, non dico che è scontata e sicura, però ha dei livelli di performance veramente elevatissimi. È una specie di su misura digitale. Assolutamente sì, questo è quello che poi veramente vado oltre per portarvi anche in qualche caso sulla... Esatto, perfetto. Scusami se ti ho fatto questa domanda, no, figurati, sono a disposizione, siamo a disposizione proprio per questo, è un confronto. Assolutamente sì, è un su misura a cui noi come spirito eravamo già abituati insieme ai brand che seguiamo, nel senso che quella che era la trasposizione pre-Covid di questo tipo di approccio era banalmente la chat online o comunque degli strumenti un pochettino più impersonali, sempre di contatto ma un po' più impersonale, per cui ormai da molto tempo, sicuramente ci sono dei distinguo sui settori merceologici, però ormai da molto tempo il customer service o il customer care digitale si è spostato sempre più verso un concetto di assistente virtuale, di personal shopper, ecco, il termine che non mi stava venendo è quello, per cui paradossalmente si va a mirare a un pubblico largo, il più largo possibile, in un'ottica però di personalizzazione alle volte dell'esperienza. Cioè ti do esattamente quello che vuoi. È uno spunto per quello che è la nostra attività, che poi si estende in realtà anche alla parte offline, è uno spunto che comunque anche l'offline sta portando avanti. Le cose che raccontava Matteo del O2O, quindi del riassortire un negozio con poco assortimento attraverso il canale digitale, è un qualcosa che stiamo verificando, cioè i negozi si stanno trasformando sempre più in occasioni esperienziali, per cui sì, ok, c'è la merce, ma non è neanche più necessario che ci sia tutta, perché tanto comunque domani te la posso far arrivare a casa. Quindi lì devo avere un'esperienza, che sia un'esperienza di contatto umano o che sia sicuramente deve essere un'esperienza di brand in qualche modo univoca rispetto a quelli che sono gli altri canali, ma un'esperienza, trasposizione dal digitale all'offline e dall'offline al digitale, quindi mondi, e qui ritorna il concetto dell'approccio univoco ai canali, mondi che si fondono. Chiudo con un 3 secondi su questo spunto che mi hai dato. Io in questo momento mi trovo su una sala riunioni di Filo Blu che evito di girarvi lo schermo per farvi vedere, però è un po' anche un laboratorio che noi utilizziamo per i concept store. Sono circondato da amplificatori, ho di fronte dei proiettori che riescono a riprodurre. Questo è appunto una demo di alcuni progetti che abbiamo fatto con alcuni brand, tra cui uno è stato elaborato per uno dei casi che vi porterò tra poco. Esperienza immersiva del cliente in cui io posso, attraverso proiezioni di immagini, la cattura dell'iterazione dei suoi contatti con gli oggetti e quant'altro, portarlo all'interno di un'esperienza, adattando anche questa esperienza in maniera istantanea e molto agile con quello che è il suo percorso personalizzato e quant'altro. Poi tutti spunti nel caso, insomma... Adesso ci hai fatto venire la curiosità, ci parli di qualche brand con il quale avete lavorato? Così. Allora sì, se mi dai un attimo, magari... Sì, prego. Vado un attimo avanti e poi vado verso ho 2 spunti di brand, di cui uno, insomma, magari può essere anche uno spunto su questo. Vado molto veloce, visto che già siamo andati divagando, ma su spunti sicuramente interessanti. Per cui, ritornando, canali di vendita, cosa c'è sotto? Un ecosistema aziendale
che si allarga, per cui non più una visione del fornitore come io dico tu fa, tra virgolette, cioè ti do una specifica e acquisto un prodotto e normalmente ti urlo dietro perché comunque voglio ottenere qualche cosa di più, ma un concetto di partnership, una governance. In questo caso ci siamo noi naturalmente come azienda, essendo focalizzati sulla consulenza strategica e sul supporto operativo all'interno della parte di governance. Sicuramente c'è sempre il brand e poi un parco di fornitori che diventano partner che abilitano, permettono o comunque amplificano l'azione sui diversi canali di vendita. Canali di vendita che hanno bisogno di altri due elementi: competenze, lo strato che vedete nella parte sotto, che purtroppo non sono poche e che in qualche modo il brand deve o acquisire al suo interno. Matteo ci ha parlato del percorso all'interno di Calzedonia e gli altri brand collegati, che ha portato ad avere un'internalizzazione completa e do per scontato tutta una serie di ruoli, competenze e persone che permettono di portare avanti questo business. Dall'altra parte un ecosistema tecnologico che permette ai diversi ambiti di agire sui diversi canali, ricordando sempre che l'ecosistema tecnologico è una commodity, cioè è un qualche cosa che dobbiamo imparare a dare per scontato. È sempre difficile in azienda, però dobbiamo imparare a dare per scontato e collegarlo esclusivamente a questioni di costi e di tempi di realizzazione, ma non deve essere un freno per il business, anzi, deve essere un acceleratore. Quindi vado velocissimo verso la chiusura di questa parte per portarvi qualche caso. Vado solo sulle due immagini. Eravamo una montagna come brand, come partner e quant'altro, stiamo diventando un fiume, un qualche cosa di fluido che si adatta in un istante, che è veloce, che arriva ovunque e che va verso le persone, va verso il consumatore B2B, B2C. Da questo punto di vista mi permetto solo di focalizzare, questi sono dei capisaldi che noi diamo come operativi degli strumenti. Mi permetto di focalizzare due cose che poi verranno ripetute nella slide successiva. Governance, cioè controllo di quello che sta accadendo su diversi tavoli, ma che deve partire dal management dell'azienda stessa, perché in tutto quello che stiamo raccontando, cosa che sicuramente sarà avvenuta anche in Calzedonia, il processo è un processo di cambiamento dell'azienda. Non sto, nella realtà dei fatti, non apro l'e-commerce, comincio a far sì che l'azienda pensi in un modo diverso, più adatto probabilmente, ma sicuramente più efficace nel mondo di un ecosistema digitale, di un digital commerce e quant'altro. A questo associato degli strumenti dato, per cui BI e approccio su una gestione di progetto e un piano d'azione. Cosa vuol dire? Qualsiasi sia il progetto che affrontiamo, deve essere un progetto in qualche modo chiaro. Quella che è la frase tipica degli ultimi anni, basata sul mondo delle start-up e quant'altro, è sbaglia in fretta. È assolutamente vero, però per capire che ho sbagliato devo avere delle idee molto chiare, molto focalizzate e comunque un piano di azione e una possibilità di valutare KPI, appunto, dati, business intelligence e quant'altro, tutta una serie di parole chiave. Devo essere in grado di valutare in maniera oggettiva il successo o l'insuccesso del percorso che sto portando avanti. Possiamo andare agli esempi, perché altrimenti siamo già un po' in ritardo. Assolutamente sì. Vado su... Se ce ne fai uno, dai, faccene uno. Okay. Guarda, vado su un caso, uno dei due casi che insomma avevamo preparato. Pinco, azienda retail, circa dimensione da un punto di vista di punti di retail molto diversa di quella che ci ha raccontato Marco. Stiamo parlando di qualche centinaio di punti vendita, completamente fashion. Azienda in qualche modo storica, nel senso comunque con tutto un percorso, basata su un approccio molto industriale, per cui processi e quant'altro. Qual è stato il punto
di azione su questo tipo di azienda. Il basarsi sui processi e soprattutto su un meccanismo consolidato portava e sta portando, perché comunque è un brand con cui lavoriamo e stiamo portando avanti un percorso abbastanza articolato, portava alla concentrazione sulle SIS e non sul to be, cioè su quello che stai facendo, per cui ogni funzione, dalla più piccola al livello manageriale, è concentrato sul portare avanti quello che sta facendo e cosa sta facendo, come prima cosa. Per cui poca flessibilità al cambiamento e concentrazione su quelli che sono gli elementi, tra virgolette, sul ferro, come vi ho accennato prima, concentrazione sul ma l'ERP non mi consente di lavorare intercompany, cioè quindi per fare questa cosa qui deve esserci una persona che fa 200 registrazioni all'interno dei sistemi aziendali. Come è stata affrontata? E da qui vado appunto, vi racconto un po' il caso pratico. Analisi basata sui dati che in realtà molto spesso in azienda già ci sono. Alle volte non sono corretti, però rappresentano l'unico punto da cui possiamo partire. Analisi all'interno del brand e analisi della reale possibilità all'interno del mercato. Parliamo dei nomi della nostra azienda, possiamo citare gli oceani blu, cioè quelli che sono degli elementi collaterali a quello che è il business, anche se ormai è un qualche cosa un po' superato. Però analisi di quello che è il mercato, di quelli che sono i posizionamenti e quant'altro, sviluppo di una strategia sul digitale univoca e a medio-lungo termine, per poter essere misurata e messa in campo. Definizione quindi di percorsi di crescita, definizione della governance, ritorno a quanto vi avevo detto prima, perché lo ritengo realmente importante. L'azienda deve essere completamente calata all'interno dell'operazione di trasformazione, deve essere molto chiaro chi in qualche modo governa anche all'interno dell'azienda questo processo e il coinvolgimento, almeno a livello di sponsorship, deve essere ai massimi livelli. E da lì un'identificazione quindi di un piano di sviluppo e di un piano di azione a breve, medio e lungo termine che potesse in qualche modo essere efficace. Quali sono stati gli elementi per andare sul pragmatico, Marco, come mi stai dicendo? Quali sono stati i punti accelerati anche da questo periodo di Covid? Come vi accennavo prima, sicuramente il concetto del non farsi frenare da quelli che sono gli ostacoli normali e consueti del day by day. Ma il mio IT ci metterà un anno per fare questa cosa, ma devo avere una persona che fa le registrazioni. Per cui passaggio al ragionare innanzitutto sugli obiettivi e da lì il trovare che cosa serviva. Molto spesso le aziende, e qui cito il responsabile marketing di un altro delle aziende con cui lavoriamo, molto spesso le aziende sono abituate a trovare dei problemi per ogni soluzione, più che a trovare soluzioni per i reali problemi. Quindi calarsi sull'obiettivo. L'applicazione è un qualcosa che l'azienda o da sola o attraverso dei partner è sicuramente in grado di portare avanti. Da un punto, cosa sta portando insomma questo tipo di approccio, che poi andando sul quotidiano in che cosa si mutua, come si va a mettere in pratica. Si mutua sul riconoscere che cosa serve, riconoscere il fatto che quando ho identificato un'esigenza, molto spesso posso anche comperarla sul mercato istantaneamente, metterla in pratica, provarla, capire realmente cosa mi serve, dopodiché portarla al mio interno quando si è consolidata. Ok, Francesco, io vedo alla fine di questa slide 2 bei più che segnano che il lavoro poi porta, quando è ben realizzato, porta dei risultati anche significativi. Io ti ringrazio per la presentazione. Siamo andati un po' lunghi, quindi perdonami, ma... No, scusatemi voi. No,
non ti preoccupare. Allora, io lascerei a questo punto la parola a Franco Conzato di Padova Promex per raccontarci un po' anche il punto di vista anche della Camera di Commercio di Padova. Franco, a te. Sì. Grazie Marco e buonasera a tutti. Devo dire che è stato molto interessante anche per quanto mi riguarda ascoltare diciamo, chi mi ha preceduto, Matteo e Francesco, perché mi hanno consentito di vedere la visione. Io qua passo diciamo, a spiegare anche il nostro lavoro, che abbiamo toccato con mano la cosiddetta fase competitiva. Noi come azienda speciale Promes, come sistema camerale, in genere stiamo nel campo promozionale, agiamo sulla fase cosiddetta precompetitiva, cioè siamo il passo prima di quando arrivano poi Francesco e Matteo a portare avanti nell'e-commerce. Io su questo così mi fa piacere condividere ecco, in questa occasione alcune riflessioni e su alcune attività che stiamo portando avanti. Innanzitutto il Covid, parlo per i mercati internazionali, che è un po' quello che noi diciamo, cerchiamo di portare avanti. Il Covid ha creato un grossissimo problema di mantenimento del contatto tra i nostri imprenditori e i loro clienti. Questo ovviamente è valso anche per le grandi imprese, ma quello che a me fa così, vorrei sottolineare, è l'aspetto delle piccole e medie imprese. Quindi su questo tema da marzo dell'anno scorso c'è stata una sorta di caporetto e quindi ci siamo posti una prima domanda. Ma cosa possiamo fare per aiutare il nostro tessuto di imprese a mantenere il contatto? Questa era una prima fase. E su questo ecco, mi fa piacere evidenziare alcuni numeri, sia l'Eleonora che le ha messe all'inizio, ma poi ho visto anche ripresi dai colleghi dove si è parlato di marketplace. Probabilmente per il tessuto delle PMI il marketplace è la prima fase dell'avventura della digitalizzazione e questo potrebbe essere anche un segnale col quale noi lavoriamo, diciamo, creare anche delle condizioni di sviluppo e di lavoro. Da questo punto di vista vi dico un'esperienza che spero sarà messa a regime entro un mese, ed è quella che è un po' ripresa anche da Francesco, della cosiddetta telepresentazione del nostro prodotto. Cioè l'analisi che abbiamo fatto noi era questa. Le persone, i manager delle nostre imprese hanno difficoltà a viaggiare, sia loro, sia i nostri, sia il nostro cliente estero. Le merci per il momento hanno possibilità di muoversi ancora e se pensiamo ai beni di consumo, compreso il fashion, l'idea che così abbiamo cercato di mettere in piedi è, facciamo il caso della calzatura, noi possiamo mandare via il prodotto, supponiamo presso un nostro cliente negli Stati Uniti, a New York, allestiamo e stiamo allestendo, mi è stato dato gli incarichi di fare sostanzialmente, è un po' quello che si trova anche da Francesco, un set televisivo dove abbiamo telecamere in alta definizione e quant'altro che ci consentono di far vedere il nostro prodotto nella maniera più precisa possibile, mantenere un contatto diretto col proprio cliente o con potenziali buyer. Questi vengono fatti recapitare il prodotto, quindi parliamo di beni di consumo non grandi, vengono fatti recapitare presso il nostro partner, che è o un ufficio ICE piuttosto che una Camera di Commercio italiana all'estero, laddove il cliente o i potenziali clienti possono toccare con mano il prodotto che però viene presentato dal nostro operatore, dove ce l'ha in mano e con l'ausilio della tecnologia riesce a presentarlo diciamo, in maniera molto più efficace. Siamo nel Veneto e su questo mi sento anche di sottolineare un aspetto, appunto la tecnologia qui ci viene molto incontro, nel senso che il set televisivo alle spalle dell'imprenditore che spiega il prodotto, possiamo far girare video dell'azienda, se la ditta è di Treviso possiamo far girare immagini di Treviso, se è di Padova immagini di Padova e quant'altro. Ecco, questo ci aiuta anche a contestualizzare il prodotto, fare in modo che il nostro diciamo, potenziale cliente estero possa anche percepire dove il prodotto è realizzato. E questo diciamo, è un tentativo di uso delle nuove tecnologie che ci aiuta a mantenere il contatto. C'è una seconda riflessione. Questo ovviamente vale sempre per il tessuto delle piccole e medie imprese, e i nostri imprenditori non si conoscono tra loro. Cioè io penso tutto il tema della subfornitura anche nel Veneto, spesso i nostri imprenditori si trovano ad avere il subfornitore magari in Piemonte piuttosto che all'estero e poi parlando in qualche riunione magari all'interno di un'associazione scoprono che potevano avere lo stesso prodotto a un miglior prezzo magari a 20 km da casa. Allora il tema della reciproca conoscenza diventa fondamentale per un altro aspetto, che i nostri imprenditori devono fare reti di impresa per affrontare i mercati esteri. Allora su questo stiamo cercando di mettere in piedi, io ve la sintetizzo perché insomma, non voglio annoiare tutti, ma quello che stiamo cercando di mettere in piedi è una applicazione
per mobile, per cellulare, dove cercheremo di profilare, vi do i valori orientativi, circa 7.000-8.000 imprenditori veneti con i quali abbiamo già interagito, però anche qui vedete nella profilazione dobbiamo andare al di là di quello che è la codifica della TECO che viene prevista nel sistema del registro delle imprese delle Camere di Commercio, perché la codifica TECO ti dà diciamo una definizione, però spesso e volentieri la ditta poi fa attività diverse rispetto a quello che è indicato. Faccio un esempio concreto, magari uno è iscritto come settore metalmeccanico, diciamo per quanto attiene la codifica TECO, però mi fa componentistica per i satelliti. Allora questa profilazione ci consente finalmente di avere i dati più aggiornati possibile. Attraverso l'ausilio dell'intelligenza artificiale dovremmo favorire anche una perfetta e continua interconnessione dei nostri imprenditori, obiettivo principale che si conoscano. Una volta fatta questa, diciamo, quest'app, l'idea è quella di connettersi con le nostre reti all'estero e ritorno agli uffici ICE piuttosto che alle Camere di Commercio Italiane all'estero per fare in modo che i nostri operatori possano presentarsi a dei potenziali clienti, diciamo, all'estero. Ecco, io su questo volevo proprio recuperare le battute fatte da Matteo e da Francesco che mi hanno colpito molto e mi fa piacere perché è una frase che io non sono un esperto di digitalizzazione, però qualche anno fa continuavo a dire che purtroppo noi vediamo spesso un dibattito che sembra, non oggi, per quello che mi fa piacere, e sembrava che ci fosse una contrapposizione tra il digitale e l'analogico, tra l'offline e l'online. E io invece penso, mi sembra che le esperienze di grossi gruppi, di società, diciamo, esperti in questo, stiano invece presentando un'altra soluzione che è l'ibridizzazione dei due mondi. Cioè questi due mondi dialogano tra loro, anzi sono interconnessi, e sta cambiando, diciamo, l'aspetto proprio anche del negozio, come è stato detto da Matteo, sta cambiando proprio la procedura, ma cadere nel tranello che questi mondi siano in contrapposizione penso che sia stato sbagliato nel passato e tanto più oggi. Questi sono mondi che vanno integrati e chiaramente questo è un lavoro sul quale ci vuole tempo. Io su questo mi permetto di fare una battuta, lo dico spesso anche negli incontri con imprenditori, avendo però una grande attenzione sul fatto. È stato detto sempre prima da chi mi ha preceduto, il digitale ti dà una grande opportunità, che è misurabile ciò che dici, in maniera millesimale. Quindi qui dobbiamo uscire dal percepito, perché spesso noi agiamo sul percepito, anche poi facciamo scelte economiche sulla base di quello che ci sembra essere. No, il digitale da questo punto di vista ci aiuta molto ad essere, come si può dire, precisi. È evidente però che ci vuole, come si può dire, da questo punto di vista, ci vuole un percorso e soprattutto, ecco, uscire, anche questo è un difetto, io penso in Italia, noi agiamo spesso su slogan. Spesso sentiamo, no spesso, voi sapete meglio di me quando parliamo di industria 4.0 e io spesso a qualche imprenditore dico mi è sfuggito 3.0 perché non ho ancora capito cos'era. Dico questo perché i processi vanno metabolizzati, perché è inutile che corriamo su 4.0, abbiamo perso il 3 e i giapponesi parlano del 5. Ecco, io penso che incontri come questi devono aiutarci. Ripeto, gli interventi di Matteo, Francesco e anche l'introduzione di Eleonora ci hanno aiutato a contestualizzare, a capire, a metabolizzare. La quarta riflessione è questa, perché prima vi dicevo, noi siamo sulla fase precompetitiva, vogliamo mettere in piedi queste app e la telepresentazione che poi sarà data al servizio delle PMI, perché c'è l'altra variabile fondamentale che è la capacità finanziaria, cioè sono processi che costano, non tutti i nostri imprenditori hanno la capacità di avere quel tipo di investimento sia in termini finanziari che in termini diciamo umani, e qui viene l'aspetto delle reti di impresa. Quanto importante è che noi favoriamo i processi di aggregazione perché magari ditte in filiera possono poi avvalersi dei servizi che sono stati proposti da Francesco o da società analoghe. Un'altra considerazione, voglio stare così, sono dentro i tempi, Marco, quando si parla di digitalizzazione, anche qua noi proveniamo dal periodo Covid, tutti ci parlano di una new normal, io continuo a dire che dopo Covid non sarà più come prima, perché queste videoconferenze, se ne parlavamo 6 mesi fa, era patrimonio di pochi eletti, adesso oramai lo facciamo tutti e vedo difficile che torniamo a prendere il treno o la macchina come prima. Faremo
8 video call e 2 in presenza, quindi i processi dopo il Covid ci stanno cambiando l'assetto. Come dall'altro canto, sempre usando le parole che vengono spesso adoperate quando parliamo di smart working. Sì, probabilmente noi in questo periodo abbiamo fatto semplicemente spostato il computer, l'abbiamo portato a casa sperando che ci sia la fibra e le connessioni, ma dobbiamo rivedere i moduli organizzativi e non è un'operazione che fai in 30 giorni. E anche, parlo sempre del tessuto delle PMI, e anche su questo bisogna fare un lavoro di squadra, di molta programmazione. E un'ultimissima considerazione, sembrerà magari banale, ma penso sempre al tessuto delle PMI, la parte digitalizzazione su e-commerce e su altri prodotti, processi, scusate, va benissimo. Ha avuto riguardo però di un aspetto che vedo che nell'immaginario spesso non viene sottolineato, ma qui è stato in parte sottolineato, è la logistica. Cioè se io, prima dell'aspetto computer, c'è la logistica, io mi devo predisporre un servizio logistico che il nostro tessuto di PMI non ce l'ha neanche morto, e quindi se io sono abituato che ho bisogno di un libro, vado al computer, ce l'ho domani mattina qui in ufficio, vedo la PMI probabilmente un po' più incasinata, quindi anche qui è importante pensare a un lavoro di squadra, ad una condivisione dei servizi logistici che in parte è stato anche evidenziato prima. Ecco, chiudendo, quello che mi sento di dire è che noi, allora, ci saranno delle fasi di gradualità per il PMI. Noi ci stiamo avvicinando ai nostri imprenditori proprio portando avanti dei processi, diciamo, graduali, e le telepresentazioni è uno di questi, come che vi dicevo. L'app che stiamo cercando di fare, che poi dovrebbe profilare nel Veneto, l'obiettivo ovviamente più lungo è di 10.000 operatori, e probabilmente ci sono, però questo ha un'opportunità di reciproca conoscenza. L'aspetto logistico, anche qui ci sono dei servizi che possiamo mettere in campo anche con realtà e infrastrutture che esistono, penso anche al nostro interporto di Padova e situazioni analoghe, e naturalmente tutto questo, diciamo, ha avuto riguardo a quello che vi dicevo prima, all'assorbimento dei processi innovativi. Ecco, dalla sera al mattino ci vuole proprio un cambio di passo, modelli organizzativi nuovi, la consapevolezza che digitale e analogico sono probabilmente le due facce della stessa medaglia, e abbiamo bisogno di entrambe, che l'integrazione e l'ibridizzazione proprio fa sì che si cambino i modelli industriali. È stato detto anche nelle slide precedenti, poi l'esperienza di Calzedone direi un esempio, e va calata dopo, diciamo, sulle PMI. Ultima battuta, perché quando pensiamo a questi processi, no, e voi siete esperti di big data, io lì faccio sempre la battuta: se penso ai nostri piccoli imprenditori, questi big data noi li dobbiamo trasformare in small data, cioè in numeri intelligibili del nostro tessuto imprenditoriale, che bene o male è il 95% della realtà imprenditoriale veneta. Io vi ringrazio e sono a disposizione. Marco, spero di essere stato nei tempi... Franco, grazie. Credo che tu abbia dato anche una prospettiva istituzionale che era importante a questa tavola rotonda. Io volevo ringraziare Matteo Molon, Francesco Varuzza e naturalmente anche te, Franco, per il bel confronto. Penso che siano emersi molti elementi importanti. Speriamo che molte imprese, ma ne sono sicuro, ormai inizino questo percorso, perché è una strada che bisogna cominciare, c'è poco da fare, si passa di lì, quindi prima si comincia meglio è, ovviamente nelle forme, nelle modalità che poi sono appropriate a seconda del settore, delle caratteristiche anche dell'impresa, ma sono una strada sicuramente oggi obbligata. Io mi fermerei qui e lascerei la parola a Eleonora Di Maria, che presenta il prossimo appuntamento. Eleonora, a te. Grazie, solo un rapido accenno, grazie a tutti i relatori, è stato veramente molto utile. Il 5 novembre abbiamo l'ultimo appuntamento di questo ciclo di seminari sulla digitalizzazione. L'idea è di ragionare su come le tecnologie, Industria 4.0, ma in modo particolare l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale, e più in generale il tema anche dell'IoT, possono aiutare le imprese a essere più efficienti, a gestire meglio, diciamo così, l'uso dell'energia, l'uso delle risorse. Quindi ragioneremo di utilizzo delle tecnologie digitali soprattutto per la sostenibilità ambientale. Questo è l'ultimo tema, che è un tema che le Camere in particolare insieme anche a noi stanno portando
portando avanti come tematica importante, quindi vi ringrazio tutti per l'attenzione, per il contributo, ringrazio i nostri relatori che sono stati veramente eccellenti e ci vediamo il 5 novembre. Grazie a tutti.